tramite il tribunale. Che era in crisi ormai, Sì. le famose pesche di Mogliano, che Sì. era un po' una... Non è stato gestito in maniera, secondo me, prontamente il discorso della crisi delle pesche, perché era la possibilità dell'intervento comunitario in quegli anni. Era negli anni 70? Sì, ma quando erano ancora pronti? Negli anni 68, 69. E quando sono stati pronti a intervenire come in altre zone d'Italia. Perché l'intervento AIMA permetteva di sopravvivere ed è stata distrutta. Penso che a quel tempo là solo Mogliano faceva 60.000 quintali di prodotto certificato all'esportazione, volevo dire 100.000 quintali di prodotto in realtà di produzione, 60.000 quintali esportati in Inghilterra. Ancora oggi in Inghilterra si parla dei peschi di Mogliano, c'è scritto fuori pesche di Mogliano, quando che viene dall'Italia, sui fruttivendoli. Ah sì, addirittura. Io mi telefono, devo dire pesche di Mogliano ancora, e viene fuori eccezionale del pesche di Mogliano. Perché era una qualità, come si chiamava? PR81, pasta bianca, erano tutte varietà vecchie per carità, però molto... Qualche vecchio del posto era Lavarone. Ah, Lavarone anche. Non so cosa sia, cosa era. Una varietà. Sì, probabilmente. Sì. Comunque aveva un nome, insomma. Un nome, era molto profumata, no? Bianca, pasta bianca. Pasta bianca.